Vittorio Messina di Confesercenti, già presidente della Camera di Commercio di Agrigento, lancia un appello alle Camere siciliane. Facciano uno sforzo straordinario per sostenere l'impresa. Il sistema camerale italiano, dice Messina, ha messo a punto un programma per fronteggiare l'emergenza attuale che sta duramente provando il nostro tessuto imprenditoriale per programmare la ripartenza per il 2021 attraverso 12 linee di intervento articolate in funzione delle priorità e dei temi strategici individuati, un programma che fa seguito al grande sforzo fatto dal sistema camerale a favore delle imprese con 300 milioni di contributi stanziati nel 2020. Per Vittorio Messina sarebbe opportuno a tal proposito, tramite Union Camere Sicilia, far conoscere gli impegni assunti a favore delle imprese siciliane, che con il loro contributo sostengono gli organismi regionali. Le linee di intervento più urgenti sono state individuate nella trasformazione digitale, nell'internazionalizzazione, nella prevenzione di crisi d'impresa, nel sostegno ai settori più colpiti, come quelli del turismo. Riguardo a fattori di competitività, secondo Messina, nel medio periodo viene posta l'attenzione verso i giovani e il mondo del lavoro con la sostenibilità verso lo sviluppo tecnologico, con la semplificazione, le infrastrutture e l'imprenditoria femminile. Relativamente alle linee trasversali si guarda al monitoraggio e all'analisi economica, al piano di comunicazione e marketing del sistema camerale. In buona sostanza, il piano può costituire per Messina la base per un duraturo sviluppo della capacità camerale al fine di promuovere una crescita più sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Una grande opportunità per il mondo imprenditoriale, prosegue Messina, della quale difficilmente potrà trarne vantaggio il tessuto economico delle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, considerato che la definizione dell'accorpamento tra le Camere di Commercio si trova ancora in una posizione di stallo, nonostante da tempo si faccia sapere che la Regione siciliana è pronta a esitare il decreto per la costituzione della nuova Camera di Commercio. La presenza di commissari alla guida dei 3 enti camerali non consente per Messina di interpretare lo spirito della riforma e di creare quel collegamento virtuoso tra le singole realtà, portando a sintesi le esigenze dell'intera area.